Nel cuore della laguna, in uno spazio che è ancora oggi luogo di formazione e dialogo fra culture, l'isola di San Servolo è stato il naturale scenario per intrecciare questioni letterarie con quelle politiche e sociali legate alla Turchia di oggi, in una città che è stata tra le prime in Europa a istituire l'insegnamento del turco. Tutti di altissimo livello i nomi dei relatori, a cominciare da Massimo Cacciari, e poi ancora Marco Ansaldo, corrispondente dalla Turchia di Repubblica, Yasemin Taskin, giornalista corrispondente in Italia del quotidiano Sabah, il professor Giampiero Bellingeri, traduttore delle prime opere di Orhan Pamuk e del volume di Orhan Kemal, Necdet Adabag, celebre traduttore di letteratura italiana, tra i primi ad occuparsi della traduzione di Petrarca, Machiavelli e Leopardi in turco, e infine Turan Gunay, direttore di Cumhuriyet Kitap, la più importante rivista culturale dell'Anatolia. È molto importante, molto bello che una iniziativa per far conoscere la letteratura turca, un suo famoso autore, avvenga qui a Venezia. I rapporti tra Venezia e quel grande paese sono storici, sono stati rapporti certamente polemici, ma anche di conoscenza, di comprensione, non certo soltanto di inimicizia, ma anche di commerci secolari, in ogni senso. Quindi che sia qui a Venezia che questa iniziativa è stata organizzata deve riempirci di soddisfazioni anche come istituzioni. Mi auguro che si possa ripetere l'iniziativa anche con maggior richiamo, sfruttando la disponibilità che è stata dichiarata del premio Nobel Pamuk. Uno sforzo molto significativo fatto dagli organizzatori, da Luna Argento, dal Comune di Venezia, dalla provincia di Venezia. È un momento particolarmente complicato per il nostro paese parlare di integrazione attraverso la letteratura. L'integrazione della Turchia soprattutto al mercato europeo sappiamo essere una delle cose più complesse e più difficili che si devono affrontare all'interno dei Paesi membri. Oltretutto il dibattito politico di questi giorni a Venezia e in Italia è un dibattito molto cruento, molto duro, perché appunto stanno sviluppando linee di pensiero che tendono a farci regredire. Io penso che invece attraverso questo sforzo si possa realmente conoscere, comprendere, per capire e saper poi alla fine anche giudicare. Conto molto su questa città, conto molto sul tessuto culturale e socio-economico che c'è, sulle università che possono avere un compito assolutamente determinante per questa funzione. Tre sono i grandi scrittori turchi nel panorama della letteratura tradotta in Italia: Yashar Kemal, Nazim Hikmet e Orhan Pamuk. Una triade a cui possiamo oggi aggiungere un quarto nome, quello di Orhan Kemal, un autore del Novecento di cui la casa editrice veneziana Luna Argento, con il contributo del Ministero alla Cultura del governo turco, ha recentemente pubblicato la raccolta di racconti La lotta per il pane. La pubblicazione del volume di Orhan Kemal si inserisce in una collana dal titolo Cahiers de Voyage, che la casa editrice Luna Argento ha voluto realizzare per conoscere i luoghi attraverso le parole della letteratura. La discussione è stata apprezzata molto dal pubblico, che è rimasto molto numeroso. È una discussione complessa perché si parlava di temi anche non facili e forse un po' lontani come la Turchia di oggi e la letteratura collegata fra allora e oggi fino appunto all'assegnazione del premio Nobel Orhan Pamuk e quindi tutte le difficoltà degli scrittori, degli intellettuali, dei traduttori, degli interpreti che girano sotto scorta in Turchia. Entro un anno, se la disponibilità offerta appunto dal premio Nobel Orhan Pamuk di poter venire a Venezia e tenere dei corsi, dei seminari, delle lezioni, contemporaneamente scrivere, perché a lui al mattino piace scrivere e continuare a lavorare sui suoi libri, credo che potremo avere un secondo appuntamento ancora più interessante di questo.
anche questa è un esempio, una prova che quando c'è un incontro nell'ambito della cultura, della letteratura, come abbiamo visto, si crea occasione di discutere quasi tutto, dalla politica al sociale, alla cultura, che ci dà un'occasione di conoscerci meglio, a prescindere dai pregiudizi, delle false storie. E quindi apprezzo moltissimo e soprattutto apprezzo che è avvenuto in questa città meravigliosa, magnifica. Bu programa katılmış olmaktan çok bir Türk olarak memnun oldum. Come turco sono stata molto felice di essere presente a questo congresso che ha permesso appunto di parlare in maniera più approfondita della Turchia, e come turco sono stato molto felice che un autore come Orhan Kemal è stato tradotto in italiano. Le parole della letteratura possono venirci allora in soccorso in un percorso di conoscenza reciproca che deve essere alla base dell'entrata in Europa della Turchia, un processo che va costruito in modo attento e senza improvvisazioni.